Vicepresidente Finco, un po' ha ragione nel dire che abbiamo un pregiudizio sui progetti di legge statale e penso ne riconosca anche le ragioni. Questa volta però concordo con l'impianto della correlazione della consigliera Ostanel. Questo progetto di legge statale dovrebbe consentirci di avere l'opportunità di affrontare una questione molto seria che riguarda certamente la sfera dei diritti delle madri e dei padri, ma che riguarda più genericamente l'idea di società che vogliamo costruire attorno ai nostri interventi legislativi. Sappiamo perfettamente che il tema della denatalità e della necessità di attuare politiche che supportino la genitorialità è la sfida che le economie moderne devono affrontare. Penso che però i tempi siano maturi per passare da una discussione teorica alla responsabilità di assumere delle scelte concrete rispetto alle possibilità che le persone possono avere di costruire un progetto di vita e un progetto di genitorialità. Sappiamo perfettamente come molto spesso sia complicato realizzare questo progetto di genitorialità proprio perché la società, come è stata impostata in questi decenni, non consente ai padri e soprattutto alle madri di conciliare il lavoro e la cura dei propri figli. Allora forse anche un PDLS può essere l'occasione per chiederci che modello di società vogliamo proporre da qua al futuro. E partire dal tema dei congedi di genitorialità è fondamentale perché è innegabile quanto la possibilità di realizzare un progetto di genitorialità sia collegato al tema del lavoro. Lo dico anche per smentire alcuni impianti, alcune impostazioni che pensano che basti lasciare le donne a casa dal lavoro per aumentare il numero di figli che vengono fatti in questo Paese. È una retorica, diciamo, da fine dopoguerra e che oggi lascia il passo non soltanto alle evidenze scientifiche, ma anche alle necessità che le donne hanno per poter aumentare la loro predisposizione alla genitorialità, di avere un riconoscimento all'interno del mondo del lavoro e la capacità che le donne possono avere di conciliare la vita lavorativa e la vita personale passa inevitabilmente attraverso la definizione di una disciplina dei congedi per maternità e paternità profondamente rinnovata rispetto a quella attualmente in vigore. Sappiamo infatti che per come è impostata questo tipo di disciplina e come incrocia le politiche del lavoro, tendenzialmente oggi le persone che chiedono di stare a casa dopo la nascita del figlio, in 7 casi su 10 sono le madri. E sappiamo come la ristrettezza delle previsioni di legge costringa molto spesso le madri a rinunciare al lavoro rispetto o in conseguenza alla nascita di un figlio. Quindi, Vicepresidente Finco, va bene parlare di congedi di genitorialità, va bene anche insistere affinché il Governo produca quell'innovazione necessaria, e cioè allungando fino ai 14 anni fino all'età di 14 anni del figlio la data entro la quale si possono concedere congedi. Faccio peraltro notare che questa previsione è già legge dello Stato. Il Family Act approvato dal governo precedente già prevedeva l'estensione fino a 14 anni dei congedi parentali per la nascita del figlio. E ciò che manca sono i decreti attuativi del governo e gli stanziamenti di bilancio conseguenti. Quindi noi chiediamo al Parlamento di intervenire rispetto a una previsione di legge che esiste già. Basterebbe che il governo decidesse di fare il decreto attuativo che, tra le altre cose, attua anche questa previsione del Family Act, che peraltro in maniera, io penso, lungimirante estende la possibilità dei congedi parentali non soltanto ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, proprio a dimostrare che la dimensione della genitorialità è strettamente connessa al lavoro e che l'idea di lavoro che noi abbiamo deve essere estesa rispetto alla modernità e di come i liberi professionisti e le libere professioniste abbiano bisogno di maggiori tutele anche in questa direzione. Penso che però, parallelamente al percorso di emancipazione che proviamo a fare per allungare il tempo a disposizione delle mamme e dei papà per conciliare gli impegni di genitori e gli impegni lavorativi, debba avere un focus particolare per rendere finalmente la genitorialità realmente paritaria.
il 76,2% del lavoro di cura familiare non retribuito è a carico delle donne. Riformare i congedi parentali deve essere una riforma che proviamo a fare non soltanto per garantire per legge qualche diritto in più, ma nella logica di riformare la cultura del lavoro di cura e della condivisione del lavoro di cura tra femmine e maschi. Quando entrambi i genitori lavorano, le madri utilizzano il congedo parentale 8 volte su 10. Questa è una grande questione culturale sulla quale noi possiamo incidere se facciamo delle norme orientate fortemente alla genitorialità paritaria. Ora, ovviamente, consigliere vicepresidente Finco, siamo favorevoli alla proposta che lei ci sottopone, pensiamo che però, proprio perché non è una legge da finanziare dalla Regione, potremmo provare ad essere ancora più avanzati, più radicali nella impostazione di una nuova politica dei congedi di genitorialità. La correlatrice Ostanella ha annunciato una serie di emendamenti che vanno in questa direzione, cioè nella volontà di voler estendere l'impegno politico di questo Consiglio regionale e condividere l'idea che attraverso una diversa strutturazione dei rapporti di lavoro e delle possibilità di condivisione del lavoro di cura e del lavoro possa passare finalmente quella lettura della società paritaria ancora oggi molto lontana dalla concretezza della nostra società. Il lavoro delle donne e la possibilità per le donne di conciliare lavoro e famiglia è ancora una sfida sulla quale le economie moderne devono misurarsi. L'Italia e il Veneto da questo punto di vista è molto lontano dagli obiettivi. La differenza del tasso di occupazione femminile e maschile in questa regione è paragonabile a quella delle regioni del centro-sud, quasi 20 punti percentuali di livelli di occupazione segnano la distanza che sembra incolmabile tra le opportunità che anche in questa regione hanno gli uomini e quelle che hanno le donne. È chiaro che è una inversione culturale quella che noi proviamo a chiedere da tempo, che deve essere sostenuta da scelte politiche coerenti e conseguenti, e le modifiche delle disposizioni sui congedi possono andare in questa direzione. Io credo che sul tema del lavoro femminile e sulla costruzione di una proposta di società paritaria ci sia ancora molto da fare. Con questo progetto di legge si va, io credo, nella direzione giusta. Grazie.